Sabato 17 aprile, nuovo Vax Day dedicato a tutti gli over 80 che ancora non abbiano ricevuto il vaccino. Contestualmente partirà anche la vaccinazione a domicilio per gli ultra ottantenni allettati. Covid nella Marca, ricoveri in calo, la situazione migliora, ma dopo la riapertura delle scuole preoccupano i contagi tra gli studenti triplicati in una settimana. Ai primi di maggio apre il tratto di superstrada pedemontana veneta da Bassano a Montebelluna. L'annuncio di Zaia, domani verrà completato lo scavo della galleria nord di Malo da Vallugana in direzione Treviso. I bus di MOM tamponati per verificare la presenza del virus nei mezzi pubblici. Le analisi hanno dato esito negativo, i test continueranno sulle tratte extraurbane. Si trovava nella casa di un trevigiano ignaro di possedere un quadro rubato. I carabinieri hanno ritrovato un dipinto dell'artista veneziano Cadorin trafugato durante la Seconda Guerra Mondiale. Una cordata di imprenditori interessati a preservare lo storico laboratorio di Toni e Simon Benetton, ora in vendita. Il piano del sindaco di Treviso ai nostri microfoni. È iniziata la migrazione degli anfibi nella zona della Pedemontana. I volontari lungo le strade evitano che vengano schiacciati dalle auto. La specie potrebbe estinguersi. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque in primo piano, tutte le novità sulle vaccinazioni e in particolare sul nuovo Vax Day che andrà in scena sabato 17 aprile. Tutti i dettagli. Obiettivo: mettere in sicurezza tutti gli over 80. La data da segnare sul calendario è quella di sabato 17 aprile, giorno nel quale l'ULSS 2 della Marca ha fissato il nuovo Vax Day. Tutti i nati dal 41 in giù che non abbiano ancora ricevuto la prima dose e che non abbiano un appuntamento già fissato riceveranno il vaccino presentandosi alle sedi vaccinali della propria area di residenza. Non serve la prenotazione. Saranno chiamati dai comuni, come abbiamo già fatto altre volte, potranno venire ai centri, quindi liberamente, dalle 8 alle 9 i nati a gennaio, dalle 9 alle 10 i nati a febbraio e così via, come abbiamo già fatto l'altra volta per le classi 30-35. Nel caso di marito e moglie, entrambi over 80 ma nati in mesi diversi, potranno recarsi alla vaccinazione insieme nella fascia oraria di uno dei due, presentarsi con tessera sanitaria, elenco dei farmaci assunti, modulo del consenso e scheda di anamnesi scaricabili dal sito dell'ULSS, possibilmente già compilati a casa. Risultano ancora da vaccinare nella Marca 7.782 ultra ottantenni, il 12,6% del totale, mentre il 36,8% ha già fatto anche il richiamo. Tra sabato e domenica cominceranno anche le vaccinazioni domiciliari per gli over 80 non in grado di spostarsi da casa. Le persone che vivono con gli over 80, che sono allettati, che sono a casa, riceveranno una telefonata perché noi arriveremo a domicilio, quindi siamo degli sconosciuti sostanzialmente. Per cui ecco, sappiate che verremo a domicilio a fare l'iniezione, a fare il vaccino alla persona in modo tale da metterla in sicurezza. L'ULSS ha chiesto la collaborazione dei medici di famiglia, anticipando di qualche giorno rispetto all'accordo siglato che prevedeva di partire il 20 aprile. Abbiamo le dosi Pfizer, quindi abbiamo un vaccino che va soprattutto per le persone allettate, per le persone che hanno problemi. Quindi ecco, vorremmo fare questi 2-3 giorni in modo tale da arrivare a domicilio e quindi abbiamo chiesto anche il loro coinvolgimento. Fra poco faremo anche il punto sui contagi, c'è a preoccupare il tema scuola. Intanto il reparto della terapia intensiva resta, quello che è la trincea, la prima trincea della lotta al Covid. In oltre un anno quasi 300 i pazienti che a causa del virus sono stati proprio nella terapia intensiva. A Treviso. Noi nella prima ondata abbiamo avuto ricoverati 82 pazienti e sto parlando dal 1 febbraio al 30 settembre. E in quella seconda ondata, che poi è diventata seconda e terza probabilmente, il 1 ottobre al 30 gennaio noi abbiamo avuto 180 pazienti, quindi qua più del doppio. Questa è la fotografia di una pandemia che più volte ha sparigliato le carte in tavola, ma che sempre ha avuto come cartina di tornasole il numero di posti letto nelle terapie intensive, numero che si aggiorna anche in queste settimane, nonostante la pressione stia gradualmente allentando la presa. La cifra di un anno sempre in prima linea solo per il reparto del Cafoncello dà la dimensione di un'emergenza tuttora in corso.
e adesso arriviamo a quasi tra 280 e 300 pazienti in totale che sono passati per la nostra terapia intensiva. Di fronte a numeri così impegnativi resta lo sforzo dei sanitari, medici e infermieri ancora in trincea dopo 13 mesi. Molta gente non è mai andata in ferie, neanche durante le feste di dicembre, e questo comincia a logorare un pochettino il personale, e neanche a Pasqua sono andati in ferie. E allora vediamo qual è l'andamento dell'epidemia nella Marca. A preoccupare tornano a essere le scuole. Siamo in una lenta discesa, dico lenta discesa per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, 10-15 in meno ogni giorno. Cala la pressione sugli ospedali della Marca. Sul totale dei ricoverati oggi il 12,86% è per Covid. Una ventina di giorni fa la percentuale era di oltre il 20%. Altro dato significativo che indica una riduzione della diffusione del virus è l'indice RT della provincia di Treviso, passato dall'1,42 del 1 marzo allo 0,72 di oggi. C'è però un dato in controtendenza che suscita qualche preoccupazione. Sono le scuole che purtroppo sono state messe in quarantena e che stanno aumentando in modo significativo e quindi possono creare un po' di contagi familiari che andranno sicuramente in futuro ad incidere sulla popolazione in generale. 61 i provvedimenti tra quarantene e monitoraggi nei confronti delle classi, 32 solo negli ultimi 2 giorni, con i casi triplicati in appena una settimana dalla riapertura delle scuole. 16 riguardano le superiori e proprio i contagi tra gli studenti, poi allargati ai familiari, sono probabilmente all'origine dell'incremento dei positivi ogni 100.000 abitanti, salito dai 118 di ieri ai 124 di oggi. Ci sono poi 7 comuni dove il numero di positivi è schizzato sopra il rosso dei 250 positivi ogni 100.000. Pieve del Grappa, San Zenone, Fonte, Moriago, Fontanelle, Chiarano e Cessalto. Oggi il punto stampa di Zaia, si è parlato della necessità assoluta di iniziare con il piano delle riaperture. Io penso che con aprile, da quello che stiamo immaginando noi, comunque qualcosa deve cambiare. La ripresa e il timing delle riaperture non può che partire dai dati. 1081 positivi oggi in Veneto, che però sono il 2,67% sui tamponi effettuati. Il virus inizia a frenare. I positivi calano, 63 pazienti Covid in meno ricoverati. Parte da qui la riflessione del Veneto, che parla di trend buono e cita a titolo esemplificativo la data dell'11 giugno fissata per l'avvio degli europei. Ora è tempo di parlare di come pianificare la convivenza con il virus. Per liberi tutti allora. C'entrano 20.000 persone all'Olimpico, immagino che l'11 giugno sia la parte finale della liberazione. Abbiamo 60 giorni, 50-60 giorni più o meno, no? Più vaccinati uguale a più garanzie per le aperture è l'equazione che sottenderà tutti i ragionamenti del governo. Il Veneto è capofila per la stesura delle linee guida che le regioni proporranno a Roma. E così anche il Veneto punta a chiudere in settimana la vaccinazione agli over 80. Scenderanno in campo anche i sindaci. A chi ha più di 80 anni dico questo: in queste ore cercate di stare attenti alla comunicazione, perché se non vi è arrivata una lettera, se non vi è arrivato un messaggio, se non vi è arrivata una forma di comunicazione, o se non siete riusciti a prenotare, l'appello anche ai nipoti e ai familiari: tentate di interpellare i siti delle vostre ULSS. Dopodiché vi dico, ringrazio i sindaci che si sono messi a disposizione, perché alcuni non rispondono. Un piccolo esercito di irreperibili, la regione andrà ad intercettare anche questi. Per gli accompagnatori voglio essere chiaro: oggi c'è una riunione a livello nazionale per decidere un po' le modalità. Per gli over 70 dalla prossima settimana ci sarà la possibilità della doppia prenotazione anche per gli accompagnatori. La regione ha bisogno di sapere con certezza quanti si presenteranno, perché la disposizione di vaccini è scarsa. Oggi sono arrivate 126.000 dosi di Pfizer, che sono briciole. Ecco perché la posizione del Veneto, di Luca Zaia, sul caso Johnson & Johnson è questa. Io veramente tifo perché funzioni fino in fondo. Non vi nego che sto facendo fare un lavoro per dire: Luca Zaia, classe 68, tu riceverai una chiamata questo mese. Vogliamo dare una certezza ai veneti. Un altro annuncio da Marghera, ma che non riguarda il Covid, la data sempre oggi Zaia, e riguarda l'opera in cantiere più importante e più grande oggi in Italia.
primi di maggio apriamo da Bassano Ovest a Montebelluna, 35 km. E vi annuncio anche che se oggi qualcuno, ma non lo farà nessuno perché non potete, ma virtualmente uno di noi decidesse di entrare in auto, arriva fino a Treviso, perché ormai il sedime c'è tutto. Quindi noi confermiamo le aperture che avevamo detto. Dai primi giorni di maggio, dunque, gli automobilisti potranno usufruire della superstrada pedemontana veneta anche nel tratto Bassano Ovest-Montebelluna. I lavori di costruzione della grande infrastruttura iniziati, lo ricordiamo, nel 2011, proseguono anche se con qualche intoppo dovuto nell'ultimo periodo all'emergenza Covid e allo slittamento nelle forniture di materiali. Ora sono pronti altri 35 chilometri dei 94 totali dell'opera. Mancano gli ultimi dettagli tecnici, le verifiche, i collaudi finali e poi saranno finalmente spostati anche questi blocchi di cemento che attualmente sbarrano il passaggio ai veicoli verso il Trevigiano. Sentite, noi lo dicevamo, nel 2021 si apre la pedemontana, ci sarà il problema dei 6 km della galleria di Malo, questa sono 6 km. Pedemontana è la più grande opera oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi 258 milioni di opere. E a proposito della Galleria di Malo, giovedì mattina verrà completato lo scavo della Galleria Nord da Vallugana in direzione Treviso, che pone fine anche ai disagi dei cittadini per rumori e vibrazioni. Della galleria rimane da ultimare lo scavo della parte di Castel Gomberto, 790 metri nella canna nord, 1190 nella canna sud. Torniamo a parlare di Covid, andiamo adesso all'ISRA di Treviso. Stimiamo che ci siano almeno 4-5 mila mascherine che hanno queste caratteristiche. Investita dal ritiro delle mascherine disposto da Azienda Zero per le FFP2 e FFP3 dei lotti sottoposti a sequestro perché non conformi, acquistate dal commissario straordinario e consegnate alle regioni nel corso della pandemia. Problema che si aggiunge a problema, perché l'IPAB più grande del Veneto, con le sue 4 case di riposo e gli ospiti, quasi tutti immunizzati, fa i conti da qualche tempo con personale sanitario Novax. Sarebbero una decina gli operatori rimasti, non contando chi per motivi di salute non può vaccinarsi, a contatto con persone anziane o fragili che nonostante i richiami a raccolta dell'ultimo mese avrebbe rifiutato il vaccino. In questo caso dovremo agire in modo diverso, trovando ad esempio o mansioni secondarie o qualora le mansioni secondarie siano già occupate dalle persone che per altri motivi sanitari non possono farsi il vaccino, possono essere anche astenuti dal lavoro e quindi lasciati anche a casa per il periodo, diciamo sino al 31 dicembre, senza stipendio. Al momento per loro tamponi all'ingresso. A proposito dei tamponi, si possono tamponare i mezzi pubblici, parliamo ovviamente dei tamponi molecolari, si può, lo ha fatto MOM. La MOM fa i tamponi agli autobus, testa a bordo, non sulle persone ma su sedie, campanelli e scorrimano per valutare la possibilità di contagio nei mezzi pubblici, verificando in tal modo la presenza di tracce del virus nelle parti ritenute più a rischio. Abbiamo fatto su 3 linee urbane, le più importanti, l'1, la 55 e la 61, le abbiamo fatte a mezzogiorno, quindi nel momento ovviamente di punta del servizio, e questa verifica è stata fatta da una ditta specializzata. Su tutti i 9 tamponi che abbiamo fatto venerdì scorso il Covid è assente. Verifica che sarà estesa anche ai mezzi extraurbani durante le prossime settimane per avere un'analisi dettagliata dei rischi nei vari percorsi. I prossimi tamponi li faremo all'inizio del servizio e alla fine del servizio. Quindi capiremo se la sanificazione che viene fatta durante la notte è efficace e poi avremo un riscontro sulla termine del servizio, a che punto è appunto la sanificazione all'interno del mezzo. Trasporto pubblico sotto processo che rilancia sulla correttezza ed efficacia delle misure di sanificazione messe in campo. Il trasporto pubblico è sotto processo, proprio sembra che sia la fonte di contagio e noi vogliamo dimostrare che non è così, che il mezzo pubblico, che l'autobus è un posto sicuro. Oltre ai tamponi, la vigilanza degli steward per evitare assembramenti e dopo una lenta ripresa scolastica in presenza al 50%, conclude il Presidente, non sono state rilevate criticità.
Garanzie sulla qualità del lavoro ma anche sulla stabilità dell'investimento. Lo chiederanno a breve i sindacati in un incontro con i sindaci di Treviso, Riese e Pio X. Ovviamente la notizia è quella di Amazon. Favorevoli all'investimento che genera occupazione, ma intenzionati a verificare la qualità di quei posti di lavoro. Il sindacato CISL Treviso e Belluno insieme alla CGIL annuncia che a breve sarà chiesto un incontro al sindaco di Treviso Mario Conte e al sindaco di Riese Pio X Matteo Guidolin sul caso Amazon. Noi chiediamo è che anche la politica, che comunque è stata parte in causa di questa operazione di ricollocamento di Amazon sul territorio, tra l'altro noi abbiamo già interpellato l'amministrazione comunale di Roncade, la politica si faccia garante nell'applicazione dei contratti nel rispetto della dignità dei lavoratori dentro agli stabilimenti che Amazon collocherà sul territorio. Un protocollo di intenti e di indirizzo che stabilisca le garanzie per territorio e lavoratori, così come è stato fatto a Roncade. Il rischio è che arrivi un colosso di questa portata e che deturbi il territorio e quando poi non avrà più la convenienza abbandoni. Noi chiediamo anche questa stabilità nel tempo, garanzia della stabilità nel tempo dell'investimento. Sono colossi che hanno grandi potenziali negoziali, commerciali, però non sono sottoposti a ordinamento. Pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta. La notizia di cronaca dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale che hanno restituito oggi pomeriggio il dipinto olio su tavola nudino femminile dell'artista veneziano Guido Cadorin, risalente al 1921, rubato dopo la Seconda Guerra Mondiale all'allora Pinacoteca Civica d'Arte Moderna. La tavola era stata posta in vendita per conto terzi presso un esercizio commerciale di Udine e intercettata dai militari nel corso del quotidiano monitoraggio sul web. I militari hanno immediatamente trovato riscontro nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il più grande database al mondo di opere d'arte rubate, e il dipinto è stato trovato a Treviso, acquistato da un acquirente che non era a conoscenza che il dipinto fosse stato rubato. Dai quadri alla fucina storica, laboratorio di Tony e Simone Benetton che appunto è in vendita, e allora c'è un piano, un progetto, la speranza di poterlo salvare. Vediamo come. 320.000 euro per salvare un pezzo di storia di arte trevigiana. È quanto chiede l'agenzia immobiliare che sta trattando la vendita del laboratorio di Tony e Simone Benetton a Sant'Artemio, ed è l'obiettivo che si è posto il sindaco Mario Conte costruendo una cordata di cittadini interessati all'investimento. Do la mia disponibilità fin da subito a sedermi attorno a un tavolo con tutte le persone che hanno voglia di metterci la faccia e metterci l'impegno per continuare a mantenere, a far crescere questo patrimonio. Perché qui i laboratori circolari potrebbero diventare non solo un museo espositivo del ferro battuto, ma l'intera area, 1100 metri quadrati, permetterebbe spazi verdi oltre che conversioni abitative per immobili di poco pregio previsti nella vendita. L'idea sarebbe di rendere vivo e vivibile questo angolo di storia, arte e natura tra il Imbraga e il Parco della Storga. Sindaco così convinto del recupero al punto da far scendere in campo il comune stesso. Faremo di tutto per preservare questo patrimonio, cercheremo di capire come l'amministrazione comunale può intervenire per tutelare questa proprietà e ci faremo eventualmente parte attiva per accompagnare in un processo di cessione di quest'area, ma non è da escludere nemmeno all'amministrazione comunale. Dovremo ovviamente fare i conti con le esigenze di bilancio e con le disponibilità per capire se ci sono dei margini per far intervenire proprio l'amministrazione comunale. Comunque il primo appello è per i cittadini e il sindaco lo lancia sin d'ora. Chiunque fosse interessato, le porte del municipio sono sempre aperte, con la certezza che anche noi già come amministrazione comunale proprio nei prossimi giorni ci muoveremo per capire la fattibilità e cominciare a costruire un progetto su questo patrimonio della nostra città. Pieve di Soligo tiene il titolo di città e le campane suonano a festa dopo la diffusione della notizia. A firmare il documento ufficiale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e ora a Pieve di Soligo si dovranno sistemare stemmi e gonfalone del comune. Questo è il documento ufficiale della Presidenza della Repubblica firmata Mattarella. Grande gioia per il sindaco Stefano Soldani e per la grande festa, per il momento solo a distanza, che celebra questo importante traguardo ottenuto da Pieve di Soligo non per numero di abitanti ma per meriti dei personaggi illustri di questa terra al centro delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Adesso invece in Pedemontana per la suggestiva migrazione degli anfibi. Guardate.
Questa sera finalmente sta piovendo, quindi la migrazione è ripartita con abbondanza di anfibi. Le piogge primaverili e le temperature miti risvegliano dal loro torpore gli anfibi come questi rospi. La loro marcia è iniziata per andare a riprodursi nei laghetti dove deporranno le uova. Pochi sanno che gli anfibi hanno bisogno della nostra protezione e del nostro aiuto. I rospi e le raganelle sono in via di estinzione per colpa dell'inquinamento, della cementificazione e della bonifica delle zone umide per scopi agricoli. Le strade, inoltre, sempre più vicine ai laghetti dove si riproducono, diventano pericolose per la loro sopravvivenza. A decine vengono schiacciati dalle auto. Da anni anche nella Pedemontana vengono organizzate azioni di salvataggio, come qui a Cavaso del Tomba, dove lungo le strade della Val d'Erospega già a metà febbraio, grazie all'amministrazione e ai volontari, vengono installate barriere provvisorie di contenimento. Durante questo periodo, dal crepuscolo fino a notte inoltrata, i soccorritori aiutano gli animali per trasportarli in luoghi sicuri per evitare che possano attraversare la strada. Qui i rospi sono arrivati alle nostre barriere, noi li prendiamo, li mettiamo sul secchio e li portiamo in un posto sicuro in modo che possano raggiungere il sito riproduttivo senza essere schiacciati dalle auto. Nella Marca sono migliaia gli anfibi soccorsi. Siamo partiti all'inizio qui a Cavaso con 3.500 esemplari e siamo arrivati a superare i 5.500. L'appello dei volontari è rivolto agli automobilisti a percorrere le strade a bassa velocità per cercare di non schiacciare gli anfibi. Ecco, li abbiamo liberati qui dopo averli contati e da qui potranno andare verso i laghetti dove si riprodurranno. L'ideale per questi piccoli animali sarebbe costruire dei piccoli tunnel sotterranei chiamati rospodotti per permettergli di attraversare le strade in sicurezza anche senza un'assistenza costante. Adesso le notizie dal Bellunese. In primo piano ancora l'inchiesta sulla gara del gas. Si difendono i 3 amministratori pubblici eccellenti indagati. Tutto quello che ho fatto relativamente alla vicenda della gara del gas è stato fatto alla luce del sole, in assoluta trasparenza, con atti ufficiali e con la finalità di difendere l'interesse pubblico. Così il sindaco di Feltre, Paolo Perenzini, indagato per turbativa d'asta assieme all'amministratore unico di Bimmi Infrastrutture, Bruno Zanolla, e al direttore tecnico, l'ex senatore Giovanni Piccoli, al termine delle indagini preliminari disposte dal procuratore capo di Belluno, Paolo Luca, e svolte dalle fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando di via Mezzaterra, sulla gara d'appalto per l'affidamento della rete di distribuzione del gas. Perenzin dichiara la sua assoluta estraneità alle asserite condotte oggetto di contestazione. Difendere i cittadini non è un reato, chiosa Perenzin, che con Zanolla e Piccoli, attraverso i rispettivi legali, hanno fatto richiesta di vedere con urgenza la documentazione agli atti per procedere con le azioni necessarie per far emergere al più presto la realtà dei fatti. Attendo fiducioso, si limita a dire Giovanni Piccoli, certo di poter dimostrare che le azioni messe in campo abbiano avuto lo scopo di far emergere le parti non chiare della gara del gas. E adesso gli ultimi aggiornamenti sul piano vaccinazione dell'ULSS 1. Abbiamo aperto nel portale la possibilità per gli over 80 di prenotare la propria vaccinazione. Ci sono posti disponibili per il 14, il 15, il 16 aprile. Con l'arrivo della nuova fornitura di vaccini della Pfizer-BioNTech riparte a sprombattuto la campagna vaccinale nel Bellunese, che qualche stop and go l'ha subito proprio a causa della mancanza di materia prima. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, afferma la direttrice generale Carraro, e il tema è quello degli ultraottantenni irreperibili. I distretti stanno eseguendo la pulizia delle liste, forse di quei circa 2000 anziani scomparsi dai radar della sanità pubblica ne resteranno molti meno. Sicuramente tra loro ci sono persone che non possono essere sottoposte alla profilassi per problemi di salute, altri verranno raggiunti grazie alla rete formata dai comuni, forze dell'ordine e medici di medicina generale. Le farmacie, 68 al momento su 76 attive in provincia, si sono dichiarate disponibili per agevolare la prenotazione. Servirà, non lo nega la direttrice generale di ULSS Dolomiti, aggiornare le anagrafiche. Viene fatta la fotografia in un determinato tempo e ci possono essere delle piccole sbavature. Vi ricordo che qui anche noi, guardando la nostra anagrafica, abbiamo trovato dei singoli casi che non erano più residenti nel nostro territorio, ma perché
stiamo parlando di migliaia e migliaia di dati ed è facile che ci possa essere qualche sbavatura. Buona la situazione epidemiologica, in calo i positivi così come gli isolati e i quarantenati. L'incidenza su 100.000 abitanti è pari a 117, in netta diminuzione rispetto alla scorsa settimana. Continua il presidio dei lavoratori di ACC, oggi anche la visita del vescovo di Belluno Feltre, domani a Roma l'incontro al Mise. La solidarietà c'è stata, semplici cittadini si sono fermati in Piazza Duomo al gazebo che da lunedì è presidio permanente dei lavoratori di ACC. Mi fa rabbia perché i soldi, la produzione c'è. E mancano sti soldi, dovrebbero mettersi insieme quelli che hanno guadagnato tanto e dare una mano a loro. Loro pensano che ancora la politica possa fare qualcosa, però non avendo risposte non riescono a capire il perché di questo atteggiamento. Certo è complicato spiegare alla gente il paradosso di ACC, un giorno proiettata nell'Olimpo della produzione industriale made in Italy del compressore per frigorifero, l'altro gettata alle ortiche per il dietrofront dell'Europa e il voltafaccia delle banche. Oggi per buona parte della mattinata in piazza con i lavoratori la consigliera regionale Elena Ostanel. La sua presenza ha rotto il silenzio della politica, assente soprattutto in questi ultimi mesi, più cruciali per ACC. Io ho presentato già qualche giorno fa una mozione per il Consiglio regionale per impegnare la Regione del Veneto a prendersi in carico questa questione problematica, perché abbiamo 315 persone che rischiano di rimanere a casa in un territorio come questo dove è difficilissimo poi trovare un'alternativa al lavoro. Domani al Mise l'atteso incontro fra il ministro Giorgetti e i presidenti delle regioni Veneto e Piemonte che condividono il progetto Italcomp. Ma, ha detto oggi il presidente Zaia, la vicenda si risolve con l'intervento di Veneto Sviluppo se si mettono in fila tutte le carte, se c'è un progetto industriale sostenibile. Si tratterebbe di un investimento non grande, circa 4 milioni di euro per arrivare ad una transizione e soprattutto un lavoro politico che è quello di sostenere la progettualità di Italcomp per fare in modo che questa azienda possa continuare a lavorare. In piazza nel pomeriggio anche il vescovo Marangoni. La peggiore delle cose è illudere le persone, perché su quello gli dai la mazzata finale. Si resta tutti un po' così, come scioccati, insomma, Va bene. Bene. Allora dai. Grazie. Grazie Arrivederci. Grazie ancora, grazie. In chiusura il colpo di scena a Palazzo dei Rettori, perché a soli 3 mesi e mezzo dalla sua nomina a prefetto di Belluno, Sergio Bracco lascia l'incarico per andare a ricoprire le funzioni di capo della segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il valzer dei prefetti è stato comunicato oggi. Al posto di Bracco da Vercelli arriverà Mario Savastano, che fino ad ora ha svolto il ruolo di vicario del Palazzo del Governo piemontese. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo. Sull'Italia prevale una circolazione a tratti instabile. Al nord-est tempo generalmente buono, ma non si escludono dei disturbi. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 15 aprile. Sul Veneto avremo un contesto per lo più asciutto e soleggiato, tuttavia saranno possibili degli annuvolamenti con locali acquazzoni sulle aree montane e pedemontane, in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime tra 2 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, qualche piovasco al pomeriggio in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime fino a 11-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento, ma anche in questo caso saranno possibili dei rovesci. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime fino a 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.